Oggi, come un tempo, la folla è avida di mistero. Non chiede di meglio che prendere coscienza delle leggi attraverso le quali il destino si manifesta e intuire, magari, il segreto delle sue apparizioni. Non sono di quelli che credono che per cambiare il teatro bisogna cambiare la civiltà. Sono però convinto che il teatro, inteso nella sua accezione più alta e più difficile, abbia la forza di influire sull'aspetto e sulla formazione delle cose, e che lo scontro sulla scena di due manifestazioni passionali, di due forze vitali, di due magnetismi nervosi, sia paragonabile per totalità, autenticità, perfino per efficacia, a quel che nella vita è un accostamento fra due epidermidi in un amplesso senza domani. O sapremo ricondurre tutte le arti ad un atteggiamento e a una necessità centrali, trovando una analogia fra un gesto compiuto nella pittura o a teatro e quello che compie la lava nell'eruzione di un vulcano, o dovremmo rinunciare a dipingere, a sproloquiare, a scrivere e a fare qualsiasi altra cosa. Propongo che si ritorni in teatro a quella idea magica e elementare ripresa dalla psicanalisi moderna che consiste nell'ottenere la guarigione di un ammalato facendogli assumere l'atteggiamento esteriore della condizione cui si vorrebbe riportarlo. Propongo che si rinunci a quell'empirismo delle immagini che il sogno arreca in modo casuale e che vengono emesse in modo altrettanto casuale sotto il nome di immagini poetiche e quindi ermetiche, come se quella specie di trance che la poesia provoca non avesse ripercussioni su tutta la sensibilità, su tutti i nervi, e come se la poesia fosse una forza vaga dai movimenti invariabili. Propongo che si ritorni attraverso il teatro a una idea della conoscenza fisica delle immagini, dei mezzi per provocare trance, come nella medicina cinese, che su tutta la superficie dell'anatomia umana sa quali punti deve pungere per regolare anche le più delicate funzioni dell'organismo. Chi ha dimenticato il potere di comunicazione e il mimetismo magico di un gesto può riapprenderlo dal teatro, poiché un gesto porta con sé la sua energia. E a teatro ci sono, nonostante tutto, esseri umani che manifestano l'energia del gesto compiuto. Fare arte significa privare il gesto della sua risonanza nell'organismo. E questa risonanza, se il gesto è fatto nelle condizioni richieste e con la necessaria energia, invita l'organismo, e di conseguenza l'intera individualità, ad assumere atteggiamenti in armonia col gesto stesso. Il teatro è il solo luogo al mondo, e l'ultimo mezzo collettivo che ci rimanga, per toccare direttamente l'organismo e per aggredire, nei periodi di nevrosi e di meschina sensualità, come quello che attraversiamo, tale meschina sensualità con mezzi fisici cui essa non è in grado di resistere. Se la musica influisce sui serpenti,
Non è per le nozioni spirituali che offre loro, ma perché i serpenti sono lunghi, dipanano tutta la loro lunghezza sulla terra e toccano il suolo quasi con la totalità del loro corpo, sicché le vibrazioni musicali che si trasmettono alla terra vi raggiungono come un delicatissimo e lunghissimo massaggio. Ebbene, propongo di agire sugli spettatori come gli incantatori di serpenti e di far loro ritrovare attraverso l'organismo le sensazioni più sottili. Un'azione violenta e concentrata è una forma di lirismo. Suscita immagini soprannaturali, un'emorragia di immagini, un getto sanguinante di immagini, sia nella testa del poeta-attore, sia in quella dello spettatore. Propongo un teatro in cui immagini fisiche violente frantumino e ipnotizzino la sensibilità dello spettatore travolto dal teatro come da un turbine di forze superiori. Un teatro che, abbandonando la psicologia, racconti lo straordinario, metta in scena conflitti naturali, forze naturali e sottili, e si presenti anzitutto come un'eccezionale forza di derivazione. Un teatro che provochi trance come le danze dei dervisci e degli Aisawa, e che si rivolga all'organismo con strumenti precisi, gli stessi applicati dalle musiche terapeutiche di certe tribù che ammiriamo riprodotte nei dischi e che siamo incapaci di creare fra noi. Maschera che si bilancia, salute, che amma ti dia vita alle gambe, che la terra ti dia vita alle gambe. Maschera che si bilancia, salute, che amma ti dia vita alle gambe, che la terra ti dia vita alle gambe. Maschera che si bilancia, salute, che amma ti dia vita alle gambe, che la terra ti dia vita alle gambe. Maschera che si bilancia, salute, che amma ti dia vita alle gambe, che la terra ti dia vita alle gambe. Canti che accompagnano la consacrazione delle maschere. Il giovane che regge il legno ha indossato vesti di fibre. Il giovane che regge il legno ha indossato vesti di fibre. Le ha allacciate alle braccia. Le ha allacciate alle braccia. Si è messo sulla testa la grande maschera di legno. Si è messo sulla testa la grande maschera di legno. Con la sua maschera è andato ai tamburi. Con la sua maschera è andato ai tamburi. È andato ai tamburi. I tamburi han battuto, fortemente battuto. Tutti hanno gli occhi su di lui. Le lacrime son colate dagli occhi. La maschera di legno è venuta al villaggio. La maschera di legno è venuta al villaggio. Salute! 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 Circoncisione delle ragazze. Ah, se potessi trasformarmi in uccello, oh come me ne volerei via veloce. Aver paura è una vergogna, tanto peggio se moriamo. Bisogna essere coraggiosi. Canto di iniziazione banda. Oggi noi siamo forti, non c'è più dolore. Dite a nostra madre, ai genitori, alla gente del villaggio, da correre tutti per vederci danzare. Vedranno come siamo belli e ben bardati per la danza, e così pure come siamo vivi e coraggiosi.